In aumento specie fra i giovani ma anche fra chi non segue le disposizioni di sicurezza. Una situazione confermata dal professor Andrea Crisanti che proprio per alcune divergenze è in polemica già da settimane con la Regione Veneto, tanto da minacciare le dimissioni del Comitato Tecnico Scientifico Regionale che però adesso ha ritirato. Lo abbiamo intervistato. Quando si è sparsa questa notizia, devo dire la verità, sono stato inondato da richieste di colleghi, da attestati di stima a ripensarci e quindi diciamo, ecco, ci ho ripensato. Ecco. Dissensi, polemiche e critiche ormai da mesi minano il rapporto tra il professor Andrea Crisanti e i vertici della Regione Veneto, ma per chi pensava che il direttore del Dipartimento di Microbiologia Clinica dell'Università di Padova avesse deciso di lasciare il CTS, il Comitato Scientifico Regionale, la risposta è no. Se il CTS deve avere soltanto il ruolo di approvare carte senza nessuna discussione, senza nessun ruolo strategico, è chiaro che non è più un CTS, è un'altra cosa. Un ruolo strategico intanto Crisanti sta per averlo in Toscana, dove è notizia delle ultime ore la decisione del presidente Enrico Rossi a voler contrastare il coronavirus tra i giovani, proprio con un suggerimento di Crisanti, test sierologici e tamponi da effettuare ai giovani nelle piazze della Movida. Il luogo della Movida identifica in qualche modo lo spazio sociale dove questi giovani si raccolgono e potrebbe anche darci un'idea di quanti giovani effettivamente siano contagiati e fare emergere una parte del sommerso. Una vicinanza, quella al presidente della Toscana, che viene letta anche in chiave politica e potrebbe rafforzare l'idea di molti su un'ipotetica volontà di una candidatura del professor Crisanti nelle liste del centro-sinistra del Movimento 5 Stelle. Devo dire la verità, non sono mai stato approcciato né ho cercato, perché io penso di poter essere molto più utile per quello che faccio. Mi sono sempre occupato di malattie epidemiche in paesi in via di sviluppo. Poi nella vita uno evolve, cambia, però sicuramente alcune sensibilità magari rimangono, no? A Treviso intanto per il prossimo